Le caserme dismesse e chiuse da anni, restituite a Vittorio Veneto e ai suoi cittadini. Questo è il contenuto del protocollo d'intesa della durata di un anno, siglato dal Ministero della Difesa, dall'Agenzia del Demanio e dal Comune per ridare a questi spazi militari una nuova destinazione. Per dare nuovo valore a degli immobili che avevano il loro valore quando c'era l'esercito e adesso assieme di comune accordo daremo nuovo valore a questi immobili per la città. Le idee sono molte e gli immobili sono tutti da valorizzare. Ora per noi è fondamentale in questa giornata restituire al Comune molte di queste sedi militari, lasciando alla città, ai cittadini, al Comune, all'amministrazione poi la scelta migliore, che il governo non si muove in Italia soltanto dando messaggi astratti. Questo è un momento fondamentale perché restituiamo diverse sedi militari al Comune. Una firma storica per celebrare un altro momento storico, cioè la riapertura dopo 2 anni di lavori del Museo della Battaglia. Così il sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano ha fotografato la giornata, promettendo di trasmettere a Roma un messaggio. Vittorio Veneto ha dimostrato che è possibile dare più di quanto si riceva. Ora al Comune il compito di capire come poter riutilizzare al meglio le caserme abbandonate, un onere che vedrà anche la collaborazione di Demanio e Difesa in un tavolo di lavoro presto convocato. Qualcuno aveva avanzato l'idea di destinare la caserma Gotti a centro di accoglienza per i profughi, un'ipotesi che sembra al momento scartata. Non credo che debba essere quella la destinazione migliore, però ripeto, noi come Difesa quando restituiamo sedi militari ai comuni lo facciamo senza condizioni. Intanto i vittoriesi potranno scoprire le bellezze del Museo della Battaglia, tra i cui corridoi è possibile ripercorrere la storia della Prima Guerra Mondiale e in generale dell'esercito italiano, da cui un monito alle nuove generazioni sulla bruttura della guerra, come ripete Giovanni Sara, classe 1921, ex paracadutista, a soli 22 anni fece tutta la ritirata nella campagna di Russia. Lì bisognava camminare giorno e notte, perché chi si fermava era morto. Bisogna proprio odiare la guerra, perché la guerra porta sfortuna a tutti.